solo da riempire queste culle rosa e azzurre affinché il punto nascite dell'ospedale di Portogruaro ritorni a funzionare dopo 22 mesi di chiusura e torni ad essere un punto di riferimento per tutte le mamme del Veneto orientale e del Basso Friuli. Riparte il reparto più forte di quando era stato chiuso, perché ci saranno gli anestesisti 24 ore su 24 dedicati al punto nascita, ci saranno 2 ostetriche per turno, perché viene fatto in stretta collaborazione con un altro punto nascita che noi abbiamo a San Donà di Piave. 7 ginecologi, 12 ostetriche, 4 pediatri, oltre ai 4 medici della guardia anestesiologica che dal 29 giugno prenderanno servizio per garantire la massima sicurezza alle donne che decideranno di partorire qui. Già, perché 22 mesi fa il punto nascite venne chiuso perché non si potevano rispettare gli standard di sicurezza a causa della carenza di specialisti. Sono stati fatti 6 concorsi, 17 scorrimenti di graduatorie, mandate via 90 raccomandate per dire ai medici vuoi venire a lavorare. Alla fine ce l'abbiamo fatta. Abbiamo 8 medici, abbiamo ginecologi, ostetriche, personale sanitario, oggi ci siamo. Però il problema della programmazione della formazione universitaria ci mette in difficoltà, ma non solo con l'ostetricia, penso alla pediatria, non si trovano pediatri, i chirurghi, e il numero chiuso e le scuole di specialità ci hanno letteralmente azzoppato. Ora il personale c'è, ci sono 10 posti letto, 10 culle. Ora la parola passa alle mamme. L'auspicio dell'azienda sanitaria è di arrivare ai 500 parti l'anno in tempi rapidi, adempiendo in tal modo alla programmazione regionale, che vede questo punto nascita in classe 3 stelle, cioè quelli dove si effettuano tra i 500 ed i 1000 parti all'anno. Nelle prime fasi sarà un reparto di base che poi cercherà di crescere nel contesto, nel corso del tempo, insomma. Quindi un appello abbiamo sentito anche alle mamme affinché tornino a venire a partorire a Portogruaro. Indubbiamente, perché è fondamentale che le mamme vengano a partorire, altrimenti se non abbiamo un certo numero di parti, naturalmente tutta la struttura ne risentirà.